La riproduzione della spada della comandante della flotta della Repubblica di Venezia, vincitrice della battaglia di Lepanto, la spada dei cavalieri della guerra dei Trent'anni e del Gladio Romano. Sono solo alcune delle armi bianche d'epoca riprodotte in maniera minuziosa e sequestrate dalla Guardia di Finanza in un laboratorio scoperto nel Vittoriese. In tutto 178 tra pugnali e spade, un'attività commerciale di vendita online di repliche di armi storiche sconosciuta al fisco. Il blitz degli uomini delle fiamme gialle presso il domicilio di due persone italiane. Ci siamo trovati davanti a una vera e propria fucina, un laboratorio completo di tutti quanti gli arnesi tecnici per la produzione di armi, e completo anche di una fornace che serviva appunto proprio per far fondere il metallo, che successivamente veniva lavorato con incudini e martelli. Persone specializzate nel settore. Beh, sicuramente la fattura di queste repliche è veramente notevole, e sono tutte quante armi bianche e anche qualche arma da getto come archi e frecce, eh, principalmente risalenti al XVII secolo. Durante la perquisizione è stata sequestrata anche della documentazione che permetterà alla finanza di individuare ed accertare il reale volume d'affari ottenuto con questa attività illecita. Le armi venivano commercializzate online. Sì, loro pubblicizzavano la produzione di queste armi, veniva proprio spiegata la modalità di fabbricazione e anche poi le caratteristiche dell'arma, che normalmente è una replica di famose armi d'epoca. I due soggetti, che realizzavano le spade e pugnali storici senza la licenza prevista dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono stati denunciati alla Procura di Treviso per il reato di fabbricazione o commercio non autorizzati di armi.